Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi vorrei parlare di un esame diagnostico molto importante in cardiologia e aritmologia, che è l'angioTAC coronarica. L'angioTAC coronarica è nota anche con il nome TAC coronarografia oppure coronaro-TAC. Trovate altri video informativi come questo sulle mie pagine social, Facebook, YouTube e Instagram, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. L'angioTAC coronarica è un esame diagnostico non invasivo che serve per andare a vedere le coronarie, i vasi che irrorano portano il sangue al cuore. Cominciamo subito con il dire che non è un esame che viene eseguito come screening quando non c'è una particolare motivazione, ma deve essere richiesto soltanto quando ci sono delle indicazioni chiare che vedremo nel corso di questo video. Questo esame, infatti, ricostruisce ad alta risoluzione i vasi del cuore, le coronarie, ma per farlo ha bisogno sia di raggi X in una quantità non indifferente e sia dell'utilizzo del mezzo di contrasto. I raggi X sono delle radiazioni ionizzanti, cioè delle onde che possono fare male al nostro organismo se assunte in quantità elevate. Il mezzo di contrasto, invece, è un mezzo di contrasto iodato, che è un mezzo di contrasto nefrotossico, quindi può far male al rene. In definitiva, questo esame deve essere richiesto soltanto quando necessario, cioè c'è un reale sospetto di restringimenti su vasi del cuore oppure di anomalie di origine e decorso di questi vasi. L'angioTAC coronarica è un esame che non deve essere confuso con la coronarografia, in quanto la coronarografia è un esame invasivo che viene fatto durante un ricovero in sala operatoria e necessita di entrare attraverso il polso, solitamente il destro, l'arteria radiale destra, per arrivare con dei cateterini fino al cuore e lì iniettare un mezzo di contrasto per vedere le coronarie. Sia l'angioTAC coronarica che la coronarografia necessitano di mezzo di contrasto e di radiazioni ionizzanti quali raggi X. La differenza è che l'angioTAC coronarica è un esame non invasivo, però non permette di poter intervenire sui vasi del cuore qualora ci fosse un restringimento. La coronarografia, invece, è un esame invasivo, ma permette di poter intervenire sui vasi del cuore applicando lo stent e laddove necessario anche il palloncino per dilatare il vaso e quindi risolvere il restringimento. L'angioTAC coronarica è un esame che viene richiesto sempre come secondo livello, cioè in seguito ad ulteriori accertamenti. Tra le motivazioni più frequenti in cui viene richiesto questo esame ci sono le prove da sforzo positive, dove c'è un reale sospetto di un restringimento sui vasi del cuore, o ancora le condizioni in cui sono frequenti le extrasistolie ventricolari oppure delle brevi tachicardie ventricolari, dove si vuole andare a indagare i vasi del cuore senza andare a fare la coronarografia. Come sempre, ricordo che sarà il vostro specialista di fiducia a valutare se è necessario questo esame o altri nel vostro caso. La preparazione necessaria per eseguire questo esame è soprattutto il digiuno per almeno 6-8 ore prima dell'esame e si consiglia di evitare sostanze energizzanti come il caffè o altre sostanze che possono comunque accelerare il battito cardiaco o aumentare la quota di extrasistoli. Inoltre, considerato l'utilizzo di mezzo di contrasto iodato che può dare fastidio al rene, può essere indicata la sospensione di alcuni farmaci su valutazione specialistica. La durata di questo esame è davvero molto breve, di pochi minuti, ma con tutta la preparazione e considerato che necessita anche dell'accesso venoso a livello di solito di un braccio,
L'esame in totale può durare 10-15 minuti. Questo esame necessita della collaborazione del paziente che deve inspirare e tirare dentro l'aria, poi trattenere il respiro per poi espirarla. Di solito il respiro si fa trattenere per pochi secondi. Le controindicazioni principali all'eseguire questo esame sono sicuramente lo stato di gravidanza, poi la grave insufficienza renale e l'allergia a mezzi di contrasto iodati. Ricapitolando, l'angio-TAC coronarica è un esame molto importante perché ci permette di ricostruire ad alta definizione le coronarie e i vasi del cuore senza andare a fare delle metodiche invasive. In questo si differenzia dalla coronarografia. È un esame che viene utilizzato soprattutto nei casi in cui c'è un reale sospetto di restringimenti sui vasi del cuore, come in seguito a delle prove da sforzo risultate positive o dubbie, o ancora nei casi di frequenti aritmie dove si vuole andare a escludere che ci siano dei restringimenti sui vasi del cuore o anomalie di origine e decorso delle coronarie senza andare a fare la coronarografia. La preparazione prevede il digiuno per almeno 6-8 ore prima dell'esame, l'evitare le sostanze energizzanti come il caffè e l'eventuale sospensione di alcuni farmaci su valutazione specialistica. Le controindicazioni sono lo stato di gravidanza, l'insufficienza renale severa e l'allergia ai mezzi di contrasto iodati. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere mi piace e a condividerlo. Trovate altri video informativi e divulgativi come questo sulle mie pagine social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.